intervenire dopo, dopo l'amico di Resana è quasi impossibile, ok? Comunque parto dal suo intervento. È vero quello che dice lui, noi probabilmente, ho avuto modo di sentirlo non da poco quando ho incontrato, ho avuto modo di parlare con degli ex veneti che sono trasferiti in Brasile. Ecco, i veneti brasiliani sono più veneti di noi, questo è ovvio. Cioè, no, loro hanno veramente il senso di essere veneti e di appartenenza. A noi manca questo, e siamo stati rovinati probabilmente dal benessere e dal fatto che, come dice lui, non siamo in grado a rinunciare ai privilegi che siamo riusciti a costruire in questi anni. È il benessere che ci fa così in qualche modo. Bene, allora, io non sono più sindaco intanto di Santa Giustina in Colle, e sono qui perché mia moglie stamattina è venuta al mercato e ha trovato un bigliettino sull'auto, quindi anche la comunicazione è importante, perché adesso che non sono più sindaco non mi arriva niente a Nicola. Ecco, comunque in quella serata nel Consiglio Comunale ho avuto modo di approfondire, no, ho conosciuto per la prima volta l'avvocato Morosen, che avevo sentito solo al telefono, e ho trovato in lui una persona disponibile, perché in poco tempo ha dato disponibilità di venire in Consiglio, l'ho conosciuto e si partecipa, si sente un movimento anche se davanti a delle persone che sono credibili, e io davanti a questo movimento ho trovato delle persone credibili, perché in questi ultimi anni abbiamo probabilmente partecipato anche a altre forme di protesta, forconi o altro, però magari quando andavo una serata dove mi dicevano se hai coraggio vieni con noi, tra un mese andiamo a Roma in 2 milioni e buttiamo via il governo, dico beh, questo non è il mio obiettivo. È giusto quello che si diceva prima, noi non siamo contro nessuno, e io sono convinto di questi. Noi dobbiamo essere capaci di riappropriarci dei nostri diritti, basta, è solo questo che dobbiamo fare. Lo facciamo con qualcuno che chiede l'autonomia, l'avvocato dice noi siamo qua solo per l'indipendenza, io dico è tempo di muoversi in questa direzione, perché il Veneto ha tutto il diritto di vivere facendo valere proprio quella che è tutta la sua storia all'interno dell'Europa, e siamo con l'Italia o senza Italia, questo non è importante. Penso che sia importante vivere all'interno di una società ampia come l'Europa, però da italiani capaci di produrre, italiani veneti, i veneti di una volta. I veneti, non i veneti di oggi, capaci di fregare l'imprenditore, capace di fregare l'amico vicino perché va di moda. Il Veneto legato ai suoi principi, legato alla sua storia, legato alle sue radici.